l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Allora, governo snello, tra virgolette, e beghe di palazzo, una bellissima sigla del regista Fabrizio Bazzoni, uno spaccato dell'Italia che soffre, che lavora. Intanto a Roma c'è il solito putiferio, perché intanto c'è questa infornata di sottosegretari e viceministri, sono 40 in tutto, doveva essere un governo snello, più 21 ministri, più aggiungiamo, tanto per citare una voce che costa, i dipendenti di Montecitorio sono 1650 e costano per i soli stipendi 280 milioni di lire l'anno. Immaginatevi voi e fate un confronto, se volete, su internet con i costi degli altri paesi e delle altre assemblee oppure del congresso americano. Insomma, c'è davvero da che farsi drizzare i capelli in testa. E intanto ci sono gli scontri, ma non solo quelli, ci sono le beghe di palazzo e le polemiche. La Biancofiore non può fare il ministro della il sottosegretario alle pari opportunità perché ha detto delle frasi omofobe. Fassina non deve fare il vice ministro dell'economia perché anche lui insomma, ha detto e fatto cose che non piacciono agli altri. Berlusconi non deve fare il presidente della Convenzione per le riforme perché non è l'uomo adatto. Insomma, è tutto un mettere i bastoni tra le ruote e intanto mentre si parla di riforme non si fa la famosa legge elettorale che bisognerebbe fare, perché altrimenti se salta sto governo si va ad elezioni e ci ritroviamo il famoso porcellum per la gioia di qualcheduno, insomma non per la gioia dei cittadini. Allora da questo partiamo, poi parliamo di Zaia, le polemiche sulla ministra dell'integrazione. Anche qui parliamo dei nuovi sottosegretari del Veneto, che sono tra l'altro Baretta e Giorgetti. Insomma, tanta carne al fuoco anche per quanto riguarda il nostro territorio, la nostra gente, i nostri problemi con i nostri ospiti. Allora, Davide Pozzobon, e Indipendenza Veneta, diciamo, in questo frangente difficilissimo, voi vi state muovendo sul referendum, no? Che risposte, avete avuto una risposta riguardo o risposte rispetto a questo comitato che deve verificare la possibilità dell'indizione del referendum? Intanto buonasera a tutti gli ospiti e buonasera ai telespettatori. Novità fresche di giornata non gliene porto, so solo che il nostro Presidente, che fa parte della Commissione, l'Avvocato Luca Zano Cantarutti, sta lavorando e sta lavorando molto seriamente assieme al resto della Commissione referendaria. I tempi sono dovuti a quella che purtroppo è una malattia nel nostro territorio, che è la burocrazia, e i tempi purtroppo non possiamo modificarli noi. Come gruppo Indipendenza Veneta abbiamo già fatto molto, contrariamente a quanto dicono altri gruppi che ritengono, o meglio, si fregiano di avere a cuore il destino del Veneto, le sorti del Veneto, così poi ne approfitto anche per rispondere a un messaggio che forse era indirizzato in modo abbastanza esplicito a me. A contrario di appunto quanto dicono molti, che sono quelli che normalmente i giornali definiscono i venetisti, cosa dalla quale noi prendiamo tutte le distanze possibili, Indipendenza Veneta sta lavorando seriamente e concretamente con appunto un supporto legale, giuridico, con gli economisti che propongono degli studi e dei piani di fattibilità che sono assolutamente realizzabili. Il resto dipende da quanta forza noi riusciamo a fare, ritengo noi cittadini ovviamente, non solo noi come gruppo, e quindi chiedo l'appoggio a tutte le forze politiche, chiedo l'appoggio a tutte le forze rappresentative. Ho sentito prima il Presidente dire le cose che mi hanno toccato riguardo anche all'incatenamento e il disincatenamento a Padova. Sono delle cose che secondo me possono trovare una soluzione solo nel momento in cui noi come area Veneto, chiamiamola, perché non stiamo parlando di muri o di palizzate, riusciremo ad amministrare
quello che è nostro e quello che è giusto amministrare in maniera ordinata, pulita da un punto di vista politico e amministrativo. Questo è un progetto che è talmente sano, talmente pulito, talmente condiviso, in quanto io ho la fortuna di parlare come portavoce di Indipendenza Veneta molto spesso a platee e trovare consenso unanime, trasversale, come diceva appunto la collega vicino, trasversale in tutti i sensi, perché sono dei progetti comunque condivisibili da tutti, e soprattutto anche nella campagna elettorale che stiamo facendo a Nervesa della Battaglia, dove io sono capolista del candidato sindaco Andrea Massarotto, troviamo dei riscontri soprattutto perché abbiamo un punto nel nostro programma che nessun'altra lista ha, che è appunto quello di poter proporre un qualcosa che sia una risoluzione tangibile per i 28 milioni di euro che vengono a mancare a Nervesa della Battaglia, un paese di 7.000 abitanti, che non sono nient'altro che il residuo fiscale che noi paghiamo in eccesso, quindi il non dovuto che viene comunque estorto, uso deliberatamente questa parola. Per quanto riguarda invece la risposta del signore che diceva probabilmente Indipendenza Veneta e PDL sono alleati o forse sono la stessa cosa, lì un amico, un giornalista, ha fatto un titolo un po' azzardato, un'intervista dove poi ci sono state fatte ovviamente delle precisazioni, ma se chi ha letto il titolo, avesse avuto la pazienza o se non altro si fosse preso la briga di leggere anche cosa c'era scritto o cosa dicevo io nell'articolo, anzi nel video, perché era un video fatto qui a Treviso, specificavo che a Nervesa della Battaglia il PDL non si è presentato e i giovani ragazzi del PDL che non hanno trovato una collocazione nella loro lista di bandiera hanno detto ci piacerebbe fare qualcosa a livello civico per Nervesa, hanno creato una civica che si chiama Nervesa Civica e appoggiano il progetto di Indipendenza Veneta Nervesa. Se questo qualche venetista dell'ultima ora vuole definirlo un'alleanza o comunque il PDL Indipendenza Veneta, lo faccia pure, i veneti sono tutti con noi. Grazie. Allora poi sentiremo i sindaci in studio su questa domanda interessante. Tommaso Giusto, ho detto prima regista ma anche esponente di Raise Venete. Il 25 aprile eravate in piazza San Marco, no? Sì, eravamo in piazza San Marco e il 25 aprile abbiamo festeggiato il santo protettore dei Veneti e dei veneziani, tutti uniti in piazza per la prima volta, ed è stata una festa di popolo, una festa che da 200 anni la nostra piazza San Marco stava aspettando. Ecco, qui vediamo delle immagini che avete girato. Abbiamo delle voi, immagini, ci sono anche delle piccole interviste, delle immagini girate dall'amico di Venezia.com Stefano Soffiato, e che mi ha appunto gentilmente prestato. Dunque questa sera possiamo vedere intanto la gente e quando parleranno gli intervistati magari ascoltiamo l'audio. E ecco gli esponenti appunto di Venezia.com, questa gentilissima signora che si è prestata a cantare l'inno di San Marco in piazza. È stata una festa di popolo, come vediamo c'erano tutti i colori. Allora, per quanto riguarda la riunione di oggi, che effettivamente rispetto a quanti eravamo gli anni scorsi, che la Digos era estremamente facilitata a prendere i nostri nomi, penso che quest'anno abbia qualche difficoltà e per il prossimo anno sarà impossibile. Viva San Marco! Lorenzo Greco, un grande veneziano, parlaci di questa bella giornata. Siamo qui, stiamo festeggiando il nostro santo patrono e siamo felicissimi che ci sia tantissima gente, finalmente mi sembra una festa riuscita. Festa meravigliosa per noi veneziani, con così tanti fratelli veneti accorsi a festeggiare il nostro santo patrono. Ma sicuramente oggi è una giornata di quelle fantastiche da ricordare, perché passeggiando per Venezia, come è abitudine da quando ero bambino, siamo venuti a San Marco a festeggiare il nostro patrono e abbiamo trovato tanta di quella gente che ancora si ricorda di San Marco, va bene, che ci ha sicuramente non soltanto entusiasmato ma ha fatto capire che in realtà esiste ancora un cuore acceso che è legato non alla storia e basta, ma attraverso la storia a quella che è l'impegno per la continuità. Nulla l'amministrazione ha fatto oggi nella festa di San Marco, del nostro patrono, nel nome di San Marco. Questa è la più grande lacuna che noi possiamo veramente gridare perché non si ripeta mai più. Comunque con la spontanea aggregazione vediamo che comunque risolviamo. Una giornata meravigliosa. Allora, però questa volta non siete stati schedati, no? C'era stata un'altra manifestazione. Sì, prima di tutto mi sento in dovere di dover porre una questione importante. Non è stata una manifestazione quella che abbiamo fatto, è stata una spontanea aggregazione, uno spontaneo festeggiamento che è stato fatto in una piazza che è pubblica e per cui non c'è stato un coordinamento, non c'è stato nessun organo decisionale che abbia dato
dato direttive e quant'altro. C'erano tantissimi colori, per quanto riguarda la politica, penso tutti i colori che possiamo vedere nel parco macchine politico italiano, ma anche associazionistico, associazioni culturali come Raise Venete, a cui faccio parte, associazioni culturali diverse che appunto come Raise Venete lottano per la divulgazione della cultura e dell'identità veneta sul territorio e nelle città, e sono contento appunto che vi sia stata anche una partecipazione per la prima volta dai cittadini veneziani stessi, per cui appunto esponenti di Venezia Com appunto che erano venuti numerosi in piazza a festeggiare il santo patrono. Ma il significato di questo festeggiamento è stato straordinario appunto nella sua spontaneità, proprio perché è stato spontaneo. Tantissima gente ha ritrovato quel briciolo di umanità che ormai si è persa completamente, che poi magari la nostra mamma potrà dirci anche questa umanità dove è stata persa è proprio nella città. La città di Venezia, la capitale dei Veneti, la mia città nativa, la città che si è dimenticata completamente di festeggiare il suo santo protettore. Non c'è una città in tutto il mondo che non celebri il santo patrono. Ricordiamo che San Marco non è soltanto il patrono dei Veneti o dei veneziani, è patrono di tutto un popolo che unisce da Crema e Bergamo fino a Cipro. Voglio dire, ci sono leoni di San Marco in tutto l'Adriatico. Allora voglio dire, San Marco è, credo, il collante trasversale. L'identità, la cultura e la trasversalità sono i messaggi veri che servono, soprattutto in momenti di crisi come questa, momenti pesantissimi in cui la crisi più grande non è economica, non è politica, è una crisi di identità. È la crisi di identità che è basilare e che va scoperta, va guarita attraverso cosa? Il dialogo. Soprattutto i dibattiti come anche questa sera, ma non solo qui, le serate che organizza Raise Venete in tutto il territorio veneziano e veneto, serate in cui si parla di storia, cultura e identità senza politica, perché la politica è quella che riesce a marcire quel poco di identità, quel poco di concetto trasversale che risiede appunto nello spirito marciano. Lo spirito veneto è intramontabile. Abbiamo un popolo che conta oltre 1500 anni di storia e come veneti dobbiamo saper anche cogliere quelle che sono le nostre sostanze e saper reagire in momenti terribili come questo. A Venezia non è possibile che le istituzioni e le amministrazioni comunali abbiano la totale indifferenza nella valorizzazione di quelle che sono le identità dei cittadini. I cittadini non esistono, sono numeri. Le mamme che stanno con i bambini in braccio perché il Comune di Venezia, le istituzioni si dimenticano dei cittadini. Il Comune non celebra il giorno di San Marco e 800 veneti da tutto il Veneto si organizzano autonomamente per andare in piazza. Un'organizzazione spontanea, cioè nel senso che nel momento in cui il Comune non fa niente, i veneti prendono la briga di manifestare la loro appartenenza a San Marco con una partecipazione libera, individuale, pacifica, politica e trasversale. Pozzobon, rispetto a questi scenari, la grande città metropolitana, poi anche la fine che non c'è stata delle province, perché le province sono ancora lì, ne avevano parlato, ma poi anche quella è stata messa in naftalina. Sono direttore di grandi cambiamenti che questa organizzazione statale non è in grado di affrontare fondamentalmente. Riflettevo su questi progetti che possono essere anche dei progetti interessanti qualora siano poggiati su una concretezza reale. Ho guardato un attimo la platea, le persone che sono qui coinvolte. Tommaso parla di cultura e dice lo Stato ci lascia soli, nel senso che la cultura è stata soffocata, la cultura veneta, io lo sposo al 100%, le forze dell'ordine, lo Stato ci lascia soli, abbiamo parlato delle aziende, lo Stato ci lascia soli, soprattutto i commercianti, il sindaco che rappresenta una comunità, i due sindaci, lo Stato ci lascia soli, non ci dà risposte, un movimento di cittadini come lo è il nostro e come è quello del Movimento 5 Stelle che si ribella a uno Stato che non è più quello che passa sulla corsia di emergenza, è uno Stato che ha chiuso il casello prima, sono passati loro con la strada libera, dopodiché hanno aperto come i carri bestiami e hanno detto adesso entrate a sfracellarvi tra di voi. Ecco, se non mettiamo a posto un qualcosa di più profondo, di più radicato, di più subdolo anche, perché non c'è niente di buono in tutto questo, stiamo guardando al futuro, parlando di Beghi di Palazzo, di quello che può essere lo scenario di questa fanta penisola, nel senso che è un'ottima penisola da un punto di vista geografico, ma è amministrata in maniera paradossalmente obsoleta, insomma, per non dire qualcosa di peggio.
Nel momento in cui non abbiamo una visione più a lungo termine, difficilmente si può paventare una soluzione, un qualcosa di credibile. Sottolineo anche, per fare chiarezza con qualche cittadino che magari tende a confondere, perché la parola Veneto è stata anche un po' maltrattata, nel senso di idioma, non di territorio. Non è perché c'è scritto Veneto da qualche parte che si può fare di tutto in erba un fascio, quindi sottoscrivo al 100% quello che ha detto Tommaso, un movimento culturale che parla di radici, quindi di tradizioni venete, è giusto che abbia la sua connotazione attraverso il nome che lo rappresenta, quindi Veneto. È giusto che un movimento come il nostro, che è un movimento di liberi cittadini, quando qualcuno ci ha definito tutti quanti dei politicanti, vorrei sapere chi è qua un politicante, siamo tutta gente che soffre e che sta cercando di arrabattarsi per trovare una soluzione, i sindaci per i loro comuni, quindi come portavoce di cittadini, tutte le altre persone suppongo come persone che stanno faticando per trovare una soluzione per i propri figli. Io parlo per mia figlia, la mia preoccupazione oggi non è cosa farò io in qualche modo arrivo in discesa alla fine, visto che ho 44 anni, è mia figlia che ne ha 7 che ha bisogno di qualcosa in più del suo papà. Ecco perché nasce un movimento come Indipendenza Veneta che è fatto, lo sottolineo ai cittadini, è fatto di cittadini come voi, non è un partito politico, quindi è un movimento che ha la necessità di creare un qualcosa, una visione, no, la visione c'è già, un progetto basato su una visione che sia veramente realizzabile, altrimenti rischiamo di fare trasmissioni su trasmissioni, non mi riferisco ovviamente direttore alla sua, ma trasmissioni dove continuiamo a lamentarci. Io di lamentarmi non ne voglio più sapere, io non lo voglio più fare, quindi chiedo a tutte le persone, lo chiedo alle persone, alla regia, alle mamme di Venezia, al direttore Bacciali, alle persone in sala, uniamoci per portare questo territorio a scegliere democraticamente, pacificamente, attraverso un referendum, qual è il nostro futuro. Se i cittadini del Veneto dicono no, preferiamo continuare a farci prendere in giro dalla casta italiana che ormai ha un sistema basato solo su convenienze personali, è inutile auspicare, è inutile sperare, sono parole che non dobbiamo più usare in questa fase, c'è bisogno di più forza pulita, forza sana ovviamente, non di violenza. Quindi aboliamo completamente la violenza, ma lancio un messaggio, lancio un appello a tutte le persone che in questo momento ci stanno guardando, alle persone presenti in sale, diamoci una mano per portare i cittadini del Veneto al referendum. Se poi i veneti voteranno, cosa che non credo, in maggioranza no, preferiamo rimanere sudditi dell'Italia, mi è venuto sudici dell'Italia, allora in quel caso per carità io ce l'ho messa tutta, ci ho provato e farò delle scelte.